L'incontro di oggi è molto importante, in effetti si articola su due momenti diversi che hanno comunque il denominatore comune nella cosiddetta ricerca traslazionale, cioè nel coinvolgere anche il settore produttivo nelle ricerche che noi facciamo in modo da assicurare anche un'applicazione concreta. La prima parte abbiamo tutti e quattro gli atenei veneti che illustreranno le attività di ricerca principali nel settore agroalimentare, un'iniziativa voluta dall'Agenzia regionale Veneto Innovazione, molto importante perché il programma di finanziamento della ricerca europea Orizzonte 2020 prevede il coinvolgimento dell'impresa. La seconda parte invece avremo il professor Hoffman della Università Tecnica di Monaco che ci illustrerà un importantissimo progetto di ricerca. L'invito al professor Hoffman è stato fatto da una nostra casa vinicola molto importante che ha avuto casualmente il primo contatto con il professor Hoffman perché il professor Hoffman ha scelto una bottiglia di Amarone per poter sviluppare la ricerca su quali sono gli elementi e le sostanze che determinano certi profumi, certi sapori nel vino, quindi è importantissimo perché avremo un'evidenza oggettiva di quello che tipicamente era l'analisi sensoriale soggettiva, cioè l'esperto che annusa il vino, assapora il vino e lo descrive nei sapori e negli odori. Qui invece c'è proprio una base scientifica in base alla quale sono risultate più di 50 le singole diverse molecole di sostanze che generano un certo profumo e un certo sapore, quindi è una ricerca importantissima che consentirà poi a chi produce il vino di capire quali sono gli elementi fondamentali da tenere sotto controllo per assicurare la massima qualità nella loro produzione.